Benedica a tutti, grappiamo questa edizione di Stupor Mundi con un servizio sopra le passate elezioni politiche. Lo tsunami di Grillo non finì unta la piazza San Giovanni di Roma, onde si conchiudiu lu 22 la campagna elettorale di lu Movimento 5 Stelle con 800.000 persone, ma continuò magari in tall'urne, onde lo movimento risultava la lista più votata in Italia alla Camera. Lu 5 Stelle fu la grande novità di queste elezioni politiche, un movimento nuovo, con candidati nuovi, che non aveva a disposizione denari pubblici per finanziare la sua campagna elettorale, che non partecipava con nudo suo candidato alle talk show televisivi, che non fece accompagnare in tali citati i manifesti elettorali giganti e invece utilizzava solo le chiazze virtuali della rete internet e chi di reali degli citati italiani ha diventato la forza numero uno in Italia, dimostrando che si può fare politica senza spendere grosse somme di denaro. Se il vero vincitore di questa elezione è il Movimento 5 Stelle, il terremoto che questo movimento provocò fece assai vittime. Il primo sconfitto fu l'ex primo ministro Mario Monti, che solo per un pelo riuscì a superare alla Camera, con la sua coalizione, lo sbarramento dello 10%. Sconfitta forte per i suoi alleati Casini e Fini. Lo primo non superava lo 2% e l'UDC trasì un Parlamento solo come primo partito della coalizione sotto lo 2%. Lo Fridi Fini, che arrivava da re all'UDC, arrestava fuori. Non può cantare vittoria manco Bersani, che a notte iniziò a sperava e che le previsioni davano per sicuro, ovvero sia la possibilità di governare di solo il paese. Non c'ha in tale Parlamento manco lo magistrato in Groia, e quindi arresta fuori l'altro ex magistrato Di Pietro. Berlusconi, dato per morto, ha riviscio. La Lega perdì metà della sua forza, ma si consola conquistando la presidenza della regione Lombardia. I risultati siciliani dicono che in Sicilia il Movimento 5 Stelle non solo è la lista più votata, ma magari la coalizione più forte. E pare proprio che lo governo dell'isola potesse funzionare come esempio per un possibile governo italiano difficile di formare. Dopo queste elezioni, probabilmente niente è più come prima. Sicilia, statuto speciale e moneta. Sentiamo che ne dice Filippo Albamonte nel suo servizio. In tali passate puntate di Stupor Mundi parliamo di come uno Stato che abbia la propria moneta non abbia i problemi che Piccomor stanno distrugendo l'Italia. Dalla prossima puntata vediamo come si potesse evitare lo disastro senza realare lo Stato alle grandi finanzieri e agli speculatori, ma oggi volevamo restare in Sicilia. Come tutti sanno, la Sicilia è una regione a statuto speciale, cioè vuol dire che ha leggi particolari rispetto alle altre regioni. Chi capicca cristiani sanno è che questi reoli sono parte integranti della Costituzione italiana e che non furono un realo, ma lo frutto di un patto di armistizio tra la Sicilia e lo Stato italiano. In Sicilia, infatti, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale ci fu una vera e propria guerra civile, con morti ammazzati tra gli italiani e gli siciliani. Lo discorso fu assai lungo, ma avevamo a sapere che lo statuto non fu mai attuato completamente e le sue parti più importanti dormono dentro un cascione. Per chi parliamo dello statuto di questa serie di servizi di economia è presto detto. La Sicilia avesse il potere di fare la propria moneta e la potesse usare come la moneta sovrana che descrivemmo in tali passati servizi. Proprio così, la Sicilia potesse risolvere i problemi portati dall'euro grazie allo suo statuto speciale, se solo fosse attuato. Non è la prima volta che si parla della possibilità di stampare moneta in Sicilia. Da poco di studiosi, infatti, dicono di anni che grazie agli articoli 40 e 41 dello Statuto, cioè quelli che permettono alla Regione di emettere i prestiti interni e di amministrare la moneta stranea che arriva delle esportazioni e degli emigrati, si potesse avere una specie di moneta. Quello che questi esperti dicono è sicuramente vero, ma non è sufficiente. C'è un altro articolo, lo più importante, che permettesse alla Regione di avere la propria moneta. È lo 106. Questo articolo dona lo potere di mettere le tasse solo alla Regione e non più allo Stato. Ma che cosa ci sono le tasse con la moneta? Per gli spettatori di Stupor Mundi la risposta è oramai facile di capire. Il principale motivo per cui una moneta viene accettata di tutti i cittadini è il fatto che ci si possono pagare le tasse.
Praticamente i piccioli non sono altro che pezzi di carta inutili, che non volissi per chi fanno feto, sono fetosi e non si mangiano, ma diventano di grande valore perché lo Stato ne obbliga a pagare le tasse con la sua moneta. Ecco perché tutti noi ne affatichiamo così tanto per guadagnare e accettiamo i piccioli come forma di pagamento, perché sappiamo che tutti abbiamo a pagare le tasse e lo potremo fare solo con la moneta dello Stato. I padri costituenti dunque dettero alla Sicilia insieme al potere di mettere le tasse, magari il potere di avere la propria moneta. Chiudiamo questa riflessione di Claudio Ablesi sopra le dimissioni di Papa Benedetto XVI. In tala tentazioni e gnocula fidi, volissimo seguire Liu o Diu? Chisti li famosi palori pronunziati nell'Angelus di l'17 di febbraio di Benedetto XVI, quando annunziavo per la prima volta pubblicamente la sua volontà di dimettersi di suo incarico di Papa. Palori, unni si vidi l'accusa alla struttura di poteri che corrompi la Chiesa, come secondo Repubblica dissi un cardinale che travagliava nelle finanze vaticane. Lo scenario è lo meccanismo di lo funzionamento di lo IOR, Istituto per le opere di religioni, conosciuto più sai come Banco Vaticano, un niponno gra per i conti correnti detti funni solo i 25.000 istituti religiosi e cittadini vaticani. Ognuno di questi però potessi delegare a fare operazioni in tali conti a cui senza limiti in tale numero di deleghi e senza un registro di delegati. Narriti di contatti con banchi sparsi in tal mondo che permetti l'esportazione di quantità senza limiti di piccioli in assoluta riservatezza per chi lo Stato di Vaticano aderiva ai patti internazionali contro lo fenomeno di denaro fituoso ripuliziato solo nel 2011, ma ancora non sono materialmente attuati. Inoltre, lo conto si può grapere sia in euro che in valuta estera. I clienti si possono identificare solo per mezzo di un numero in codici, per le operazioni non si lasciano ricevuti, non esistono libretti di assegni intestati all'UIOR e tutti i depositi e i passaggi di piccioli si fanno per mezzo di bonifici. Poi, a trovandosi in uno Stato sovrano, ogni domanda di rogatoria aveva parte di un Ministero degli Esteri di lo paese che la fa. Sino a oggi quasi nuda rogatoria è stata mai conceduta di lo Vaticano, picchisso l'umbra di pulizia di denaro fituoso, magari più conto di mafiosi. A così nasce una commissione formata di 3 cardinali che nel 2011 avessi voluto risanare lo IOR, ma 6 mesi dopo lo segretario di Stato Tarcisio Bertone abolì questa istituzione, bloccando a così ogni possibilità di cancio di informazioni e di controllo. Gli unici che avevano lo potere di controllo totale in tali casse dell'istituto, insieme allo stesso Bertone, erano lo suo plenipotenziario Monsignori Ettore Balestrero e lo direttore generale Paolo Cipriani. Pesanti accuse di pulizia di piccioli fituosi, dunque, contro i cristiani più di fiducia di lo Papa, che pesano assai sopra gli spalli di un uomo anziano che non aveva le forze per affrontare di solo una struttura di poteri dintra e fuori di lo Vaticano. Ma naucia umbra pisava sopra gli spalli di lo Papa. In tale settembre del 2011, lo gruppo di associazioni di vittime di preti pedofili, SNAP, e lo Centro per i diritti costituzionali depositarono alla Corte Penale Internazionale di L'Aia un ricorso unni si accusa Papa Benedetto XVI, allo segretario di Stato cardinale Tarcisio Bertone, allo suo predecessori, lo cardinale Angelo Sodano e allo cardinale William Levada, di crimini contro l'umanità per presunta curvitura di reati commettuti di sacerdoti contro i picciriddi. Ma malgrado la presenza di casi pesanti di abusi, l'accusa poi venne ritirata dopo una notifica dello stesso avvocato Jeff Anderson che voleva fare processare Benedetto XVI e i cardinali Bertone, Sodano e Levada, perché, come dissero gli avvocati accusatori stessi, sapevano che se avessero continuato a perseguire il caso, avessero perduto e non avessero voluto una pronunzia negativa di parte di lui giudici perché la soluzione avesse fatto giurisprudenza. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!